Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video, che credo per importanza sia secondo soltanto al video con cui ho incominciato l'introduzione al canale, perché questo è un video fondamentale, penso che durerà parecchio, credo perlomeno, come minimo una decina di minuti secondo me li durerà, però è un video che andava fatto, è un video che dovevo fare e che avevo voglia di fare. Allora, spero che più gente possibile possa ascoltare quello che ho da dire. Come comincio il discorso? Allora, sono un paio di settimane, se non addirittura mesi, che dentro di me sto facendo una sorta di riflessione. Arriva un certo punto nella vita di tutte le persone, credo, in cui si tirano un po' le somme, ok? Si fanno un paio di calcoli, si capisce cosa sta andando un po' meno, eh, e si pensa, si ragiona e si cerca di risolvere quello che non va, si cerca di essere contenti per quelle cose che vanno e tendi una sorta di resoconto su quello che è per il momento l'andamento della tua vita. Io comunque ho 24 anni, non ho fatto chissà che nella mia vita, però comunque diciamo che ho sempre un pasto a tavola e un tetto dove dormire, un tetto sopra che mi copre, quindi sostanzialmente non mi posso lamentare assolutamente di nulla. Però continuavo a farmi questa riflessione perché nonostante tutto questo ehm, c'era un qualcosa che e c'è tuttora un qualcosa che mm, mi rende un pochino infelice. Mi sono fatto delle domande, ho cercato di trovare una risposta a questa domanda e l'ho trovata. Eh, YouTube. Allora, parto proprio facendo un discorso perché molti potrebbero non capire. Sono appunto un paio di tempo che mi faccio queste domande e capisco che, regà, è veramente un discorso difficile da fare perché non, è contorto, è veramente contorto. Non è quello che sembra, comunque ve lo dico. Mi sto rendendo conto negli ultimi tempi che non faccio quello che voglio, ok? E questo non per quanto riguarda YouTube, ma per quanto riguarda il lavoro. Mm, mi sono reso conto che non mi piace, non mi piace il lavoro che faccio, lo faccio perché ovviamente devo comunque portare qualcosa, devo contribuire, devo cercare di essere il più autonomo possibile per quanto una persona lo possa essere con uno stipendio di 200 euro al mese, sia chiaro. Però cerco comunque di crearmi quella che possa essere un minimo di indipendenza dalla mia famiglia, come è giusto che sia. Uno a 24 anni deve comunque crearsi delle basi su cui poi proseguire il suo futuro, no? Io l'ho sempre fatto. Ho fatto dei lavori che non mi sono piaciuti assolutamente, come per esempio un operatore di call center. Per chi non lo sapesse, ho fatto anche l'operatore di call center. È stato il mio primo lavoro in assoluto, uno dei lavori più brutti e stancanti, ma stancanti a livello mentale ovviamente, che una persona possa mai fare. Ho fatto l'addetto alle pulizie, attualmente sto facendo l'addetto mensa negli asili e nelle scuole elementari a chiamata, quindi ho fatto il cameriere. Nei lavori più o meno in un pochino mi ci sono barcamenato e c'è sempre stata una costante in tutte queste esperienze di lavoro, ovvero che sostanzialmente non mi piacevano.
Io sono sempre stato uno che si accontentava, non aveva mai nessuna presunzione, non ho mai avuto l'idea di mm, chiedere o pretendere di meglio in qualsiasi cosa, intendo, perché ho sempre pensato che ogni cosa che ti arriva nella vita è perché tu ti meriti quello e non ti meriti né di più e né di meno. Sostanzialmente questa è sempre stata la mia filosofia. Però ho fatto un paio di ragionamenti negli ultimi tempi, ho pensato, ma è così giusto, è così corretto che io mi accontenti di fare una cosa che sostanzialmente a me non va di fare? E ovviamente la risposta è stata no. Ho capito che nella vita voglio fare altro, ho capito che non voglio proseguire con dei lavori che non mi piacciono per molto tempo e ho capito anche qual è la cosa che voglio fare. E qui arriviamo al punto focale del video. Io ovviamente in questi periodi, per forza di cose, anche perché la situazione non ti permette di ambire a un qualcosa di migliore, continuerò a prendere tutti i lavori che verranno perché non, già la situazione è grave in Italia senza il Covid, figuriamoci con. Però, come ho detto prima, voglio gettare delle basi solide nella mia vita. E vorrei che questa base solida fosse YouTube. Ho visto ultimamente delle persone che hanno avuto un po' di ripensamenti per quanto riguarda YouTube. In passato lo ha fatto Andrea, Samuel in arte Leumas è da molto tempo inattivo su YouTube, anche Nick Gradinata Sant'Elia ci aveva ripensato anche se poi è tornato ad essere attivo e io ho capito che è questo che voglio fare. Voglio essere un creatore di contenuti, voglio essere uno youtuber, come lo volete definire voi, ma sostanzialmente vorrei lavorare con internet e, e voglio cominciare già da adesso. Con questo cosa intendo? Non riattiverò per ora la monetizzazione, non farò nulla per quanto riguarda guadagni, eccetera, ma il primo passo per cercare di rendere tutto questo un lavoro sarà cercare di migliorare me e migliorare la cosa che secondo me mi è mancata di più in questi anni, ovvero la costanza. Quindi, sostanzialmente, tutta questa epopea, tutto sto pippone, per dirvi cosa? Per dirvi che io con YouTube ci voglio lavorare e quindi da questo periodo in poi voglio gettare le basi che siano il più solidi possibile per fare di questo mio desiderio realtà. Quindi arriviamo alla prima novità. Ci sarà una programmazione sul canale. La programmazione andrà dal lunedì al venerdì, anche se il venerdì non lo conteremo e poi vedrete perché, in cui su YouTube regolarmente uscirà qualcosa. Il lunedì, sostanzialmente il lunedì, eh, a prescindere, tranne nei turni infrasettimanali, uscirà, ovviamente oggi no perché è uscito questo, uscirà un video risposta ai commenti del post partita precedente. Quindi, per esempio, mercoledì ovviamente ci sarà c'è Parma-Cagliari, mercoledì c'è Parma-Cagliari, giovedì farò uscire un video in cui rispondo ai commenti, come potrebbe uscire venerdì, ok? Quindi 1 o 2 giorni dopo il giorno della partita, io l'ho messo il lunedì, uscirà un video dei commenti, che rispondo ai vostri commenti che fate nel video. Questo perché mi trovo molto a disagio a rispondere nei commenti scrivendo, perché magari non riesco ad esprimermi nel miglior modo possibile, quindi cerco di creare interazione facendo questi video.
Il martedì ci sarà le live, il martedì ci sarà sempre una live. Orario indefinito, perché dipenderà anche da se lavorerò, dove mi mandano a lavorare, l'orario che faccio, quindi questa cosa sarà molto variabile, ma sostanzialmente il martedì pomeriggio ci sarà sempre una live su YouTube. Mercoledì. Mercoledì sarà un giorno in cui potrà uscire o un video su un argomento qualsiasi, ovviamente inerente al Cagliari, perché gli argomenti, ragazzi, non cambieranno minimamente. Quindi mercoledì o video o live su YouTube. Giovedì live pomeridiana su YouTube. E il venerdì libero, perché molte volte io il venerdì non ci sono perché vado a casa della mia ragazza e tutto quanto. Se avete notato ho fatto distinzione, ho detto YouTube. Perché? Perché negli ultimi tempi, qualcuno probabilmente l'avrà notato, ho ricevuto la Play 4. Una console che desideravo da tantissimo tempo, praticamente dal day one del 2013, quando era uscita, se non mi sbaglio. È una cosa che ho sempre voluto. E mi sono reso conto che oltre a YouTube amo da impazzire l'idea di fare gaming, cosa che vorrei fare. E vorrei continuare a portarla avanti, però ho visto che con YouTube diciamo non c'è stato un grandissimo riscontro e da una parte lo capisco, da una parte lo comprendo, lo accetto assolutamente ed è proprio per questo che qui arriva la seconda novità. Ci saranno le live su Twitch. Sì, mi sposterò anche su Twitch, farò le live anche lì e le live su Twitch saranno serali, soltanto serali, con un orario predefinito che è dalle 9:30 di sera fino a mezzanotte. Il link del mio canale Twitch lo trovate qua sotto in descrizione, una descrizione tra l'altro totalmente rinnovata dove potrete trovare il mio server Discord, il mio canale Telegram, potete entrare anche lì dove siamo molto attivi. Io non tantissimo, devo essere sincero, però molta gente è attiva sul canale Telegram. Il link del canale di Twitch, il link di Instagram per chi mi volesse seguire su Instagram e il link, se non mi sbaglio, dovrebbe essere l'ultimo della mia lista desideri su Amazon di Amazon. Io non l'ho mai detta, non l'ho mai sponsorizzata perché ci mancherebbe che vi chiedo di comprarmi un regalo, però per onestà intellettuale vi dico che comunque nella descrizione c'è anche quella. Descrizione che ho cambiato, ma tanto quasi nessuno se la incula. Io sono uno dei pochi che la guarda costantemente la descrizione, però vabbè. Quindi, ricapitolando, cosa accadrà? Che cercherò di portare video e live con costanza, cercando di essere il più puntuale possibile e il più corretto possibile. Il programma sarà, contando tutte e due le piattaforme, lunedì video ipotetico dei commenti, ma questo dipenderà dal giorno in cui si gioca la partita, su YouTube il pomeriggio e la sera live su Twitch dalle 9:30 di sera fino a mezzanotte. Martedì live pomeridiana su YouTube e live serale su Twitch. Mercoledì video o live su YouTube, solo quello, quindi mercoledì niente Twitch. Giovedì live pomeridiana su YouTube e live serale su Twitch. Ovviamente le live su Twitch tratteranno solo gameplay, magari ogni tanto ci starà una chiacchierata così, ma quello lo tengo per YouTube, in cui giocheremo a FIFA, a Rocket League, cercando di accontentare un po' tutti. E il venerdì non ho messo niente da programmato perché appunto, ripeto, potrei non esserci il venerdì. Faccio la mia conclusione dicendo che vi ringrazio se siete arrivati fino a qui. Vi ringrazio veramente tanto perché capisco che comunque video lunghi non sono gratiti da tutti, quindi vi ringrazio per per averlo visto tutto. E vi chiedo un favore che
non ho mai chiesto. Mm, Se vorrete supportarmi e aiutarmi in questo progetto, se volete essere voi i primi mattoncini su cui partire per cercare di costruire un percorso che sia il più fruttuoso e bello possibile qui su YouTube, tanto da poterlo rendere un lavoro, io vi prego, non vi chiedo mi piace, non vi chiedo di iscrivervi, queste cose non mi sono mai piaciute, non l'ho fatto e penso che non lo farò mai. Però vi chiedo di darmi supporto, un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate, se siete in accordo. E chi magari non crede in questo progetto, non gli piace la mia persona e tutto quanto, chiedo gentilmente di disiscriversi. Fa del bene a me, perché evito di apparire nella home di persone a cui non interessa quello che faccio, ed è un bene per loro che appunto non guardano un contenuto che non è di loro gradimento. Quindi vi prego di farmi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, cosa ne pensate di quest'idea, se vi può piacere e se volete fare parte di questa piccola rivoluzione che vuole cominciare, che voglio cominciare. E sono la persona più felice del mondo perché se riesco a fare di questa mia passione un lavoro sarà una grandissima soddisfazione e potrò dire di fare un lavoro che amo e sostanzialmente di non lavorare. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.